Sani cari veneti, come io, su questo video qua vi racconterò una storia che è un fiasetto somigliante della nostra storia, la storia dei veneti, stai attenti. Beh, non tutti sa che in il Brasile, o meglio, in te Americhe, abbiamo ancora una popolazione fasesta dai nativi, no? Per esempio qua nativi brasiliani, nativi sudamericani, e sto qua un nativo brasiliano, va bene? E dunque, è dritto per quel che abbiamo un raro vargo de vardarghe, una sorta di specchio di quel che è ancora da vegnarghe. Ed infatti la popolazione nativa brasiliana la è assai estramedà, se potrebbe dire, no? Siamo diritto scorrere sopra le tribù, fa le tribù indoeuropee, no? Per esempio qua, se che vi mostro le tribù brasiliane, sta qua è una mappa, per esempio una mappa delle tribù brasiliane, che c'è tante, che c'è un mucchio delle tribù brasiliane, e così può guardare che non è solo che un nativo brasiliano, ma che c'è tanti, e così queste tribù faseste dai nativi brasiliani, le tribù compagne delle tribù indoeuropee, per esempio, che marcatamente quei che abitano in Europa sono abituati da studiare, per esempio, qualche tornemo in Rio in tel tempo, e ne tacchiamo a sfruttare il passato indoeuropeo. Il passato indoeuropeo che è ricco, sa come che sapevano altri, e che sa vivi altri che a me piace una strafa. Dunque qua abbiamo un fiasetto da somiglia dei indoeuropei. Però, per dirvi il merito, quel che le sta pettacco i nativi delle regioni europee si sta pettacco anche qua con i nativi brasiliani. Una tressa forza la viene da fuori, sempre comandata da un governo, come che sa vivi altri, che il sedis soran, proprio. Questo modo il governo li impianta così le solese, le sorregole, e anche una forma di tanse che le serve per sgrandirlo, no? Per sgrandirlo in P, per sgonfarlo in P, e assarlo ancora più morbinoso, e chiaramente a che piace questa tressa forza foresta e il discorso nazionalista. Sì, non vuoi niente contro i nazionalisti, però vega vita da essere d'accordo che il discorso nazionalista le sgrandisse in più il governo, no? E che dà stimoli in più al governo. Dunque, appartenere alla forza, la sua influenza è come chi ha fatto qua. I ciappa qui che sei strambi agli occhi del suo viso, i pro a nazionalizzarli, proprio così, i pro a nazionalizzarli, più o manco come chi ha fatto qui i veneti. Però per convincerli a andare in la stessa strada, come che il vuole sto governo, non basta solo che far una lese sopra la carta, perché in quel caso dei nativi brasiliani i aveva e tanti ancora una lingua propria, una cultura propria, una etnia propria. Ma assetiamo sopra il discorso della lingua, perché infatti è proprio quel che la tiene la visione del mondo, di quel popolo che il governo foresto e il vuole comandare, il vuole scambiare questa visione del mondo, perché così li scommissa a controllare. Così qua in Brasile cosa sta la prima roba che ha fatto? Beh, vi altri, al manco i veneti brasiliani sa, la prima roba che il governo ha fatto le sta scancellare la lingua, perché forse la gente comune non la sa mia, non la è buona da capire, ma quei che ha il potere mai saputo, no? Se te vuol controllare dal buon, te tocca ti cavare via la cultura passata e impiantare la cultura nuova, diciamo, la cultura che a te vuole sparpagnarla adesso. Infatti qua si sta buoni di farco alcuni destinativi, non tutti, ma una fetta considerevole. Ancora abbiamo una visione chiara, sa le cose che lei fa questo e il suo risulta marcatamente. Dunque, i nativi che mai chi sega onti, vuol dire che mai chi ha assetta niente dalla nuova forma di potere, e vive là scondesti che nessuno i sanno i chisè, nessuno può andare dentro del suo terreno, beh no, se non vuole mia finire copà. Peraltro il bel mucchio dei nativi che si sta tolto dalla man foresta, in cui vive in puertà, i catapani, noi siamo neanche visti dalla società, i città che abitano con fa le bestie, sui tocchi di stare in mezzo dei città che si butta dentro. E adesso, per esempio, vi mostro qua una somiglia
che la dice in pratica tutto. Ora qua, solo questa sommeia, puoi guardare il vero risultato dell'scambiamento culturale. Di sicuro si può vedere che questi nativi da botto noi parla più la sua lingua di origine e per cui si ha smentire anche della sua vera cultura e anche della sua religione nativa. Gran parte, per dirvi la verità, gran parte la se belche cristiana, gran parte la se belche cristiani che ha perso la lingua, la cultura, la religione. Il fatto è che, come fa, ve l'ho detto un tantone di volte, la lingua la gasta importanza dentro le comunità, se te la togli, a te va via in pratica tutto. E sì, è vero che te puoi ciucciarti a un'altra cultura, a un'altra nuova cultura, però non te sarei mai compagno del tuo paron. Sì, perché adesso te è un paron, non te è più la tua cultura, la tua lingua, te è un paron, te è la lingua, la cultura del tuo paron. Sì? A dirti la verità, te sarai sempre il schiavo o il servo. Então, pessoal, resumindo aqui o que eu falei em Vêneto, é importante a gente sempre manter, né? A gente sempre manter a nossa língua, e se a gente esqueceu, enfim, né, no cepo, ali no berço da família, não se preservou, a gente ir atrás e buscar, porque a língua é realmente aquilo que controla tudo, aquilo que mantém as coisas, né? A partir do momento que essa língua ela vai embora, a gente perde tudo. A língua é a visão de mundo de um povo. A língua é o que sustenta tudo, sustenta a cultura, enfim, a gente abrange tudo, né? Quando fala da cultura, sustenta a religião, enfim, tudo, a visão de mundo daquele povo. A partir do momento, né, quando os poderosos querem dominar alguma coisa, o que eles fazem? Eles proíbem a língua, eles querem que o povo fale a língua do governo, né, do governo atual, do governo que invadiu, enfim, esse tipo de coisa, e as pessoas acabam se transformando ou em escravos ou servos, como é o caso de muitos de nós. Grazie tanto e ci vediamo. Ciao ciao.